ribadiamo la raccomandazione alla vaccinazione di tutti i soggetti che da quest'anno sono stati ampliati come fasce d'età, quindi si parte dai 60 anni. La vaccinazione quindi è gratuita, rivolgendosi in genere al proprio medico di medicina generale o ai servizi preposti dalle aziende ULSS, comunque rivolgendosi sicuramente al proprio medico di famiglia. La vaccinazione è poi raccomandata quindi non solo alle fasce di età sopra i 60 anni, ma anche a tutte le persone, come dicevo prima, che anche se più giovani presentano specifiche condizioni di rischio, e anche qua basta informarsi col proprio medico di famiglia. Ma non solo, è raccomandata ad esempio anche a tutte le persone che pur in buone condizioni cliniche convivono con una persona che ha maggior rischio di complicanze, e anche in questo caso è offerta gratuitamente rivolgendosi sempre al proprio medico di famiglia. È rivolta ovviamente anche agli operatori sanitari, sul quali stiamo facendo una forte campagna di promozione della vaccinazione e ci auguriamo ovviamente di incrementare gli obiettivi degli anni passati. È un anno ovviamente particolare, nel senso che la gara di acquisizione della vaccinazione è stata una gara molto più importante in termini di dosi rispetto allo storico e agli anni passati, per cui ci sarà sicuramente, ci auguriamo, ci auspichiamo un aumento delle coperture, e dall'altro lato è una vaccinazione che iniziamo il 12 ma che potrà essere fatta nel corso dei prossimi mesi, per cui anche l'organizzazione della campagna è un'organizzazione che ha previsto una modulazione, quindi iniziando da alcune categorie, quelle a maggior rischio, quelle legate all'età, legate alle patologie, agli operatori sanitari, e poi via via andando proseguendo verso le altre categorie di cui vi ho parlato prima. Ecco, questa è l'impostazione. Importante che la vaccinazione venga fatta, ovviamente c'è tempo per farla per tutto il mese di ottobre, sicuramente anche per il mese di novembre, e comunque è una vaccinazione che verrà protata come offerta anche per i mesi successivi, in base poi all'andamento della campagna stessa e delle adesioni della popolazione, che ci auguriamo più alta possibile.